Da Teresa, buongiorno. Ehi Mario, ciao. Sto Buongiorno, bene? cosa state tagliando qui? Devo fare un minestrone. Un minestrone? Sto tagliando il berzo Eh? e dopo mettiamo il resto della verdura. Resta la verdura. Un minestrone fresco fresco. Ah, poi questa pizza bella proprio. Sì, è buonissima. Grazie a Danilo ci ha dato questa grande pizza. Sì, è buona e fresca. Oltre alla pizza che altro ci vuole? Allora ci vuole patate, Mhm, fagioli, mhm, mettiamo un po' di cavolo, mhm. mettiamo tutta la verdura Tutta la verdura dentro e facciamo e questa. facciamo il minestrone. Va bene, anche perché mo il tempo, che le fa Sì, freddo, il sì, un tempo. po' di minestrone caldo caldo. Allora, da Teresa, Allora facciamo. che stiamo facendo qua? Allora mettiamo olio, Mm. mettiamo un po' di polvere, prosciutto, Mi sta mettendo un poco di cotone. sì, il prosciutto. Quanto tempo deve stare? No, certo. Mettiamo il pezzo. Eccola qua. L'abbiamo precedentemente lavato, sciacquato. Ok, ma quanto tempo deve stare? Mettiamo un. Se deve cuocere l'uovo, no. Oh mamma, mettiamo la roba Ah, dentro. ok. Quindi mano appena si no, buttiamo in Mettiamo la roba griglia. dentro. Ok. Enrico, cosa abbiamo tagliato qua? Patate, zucchine e carote. Le zucchine, patana e cipolle, no? Carote. Carote. Ecco, lo risciacquiamo. Nel frattempo la nostra verza qui si è cotta. Lo mettiamo dentro. Ecco qua. La I minestrone fagioli. Poi abbiamo messo i fagioli a lessare, giusto? Sì. Per finirli. Siamo fagioli freschi, tutti freschi. Tutto fresco, vabbè, ma noi abbiamo roba qua tutto fresco. Quindi Ecco, noi me lo prendiamo mettiamo questi qua dentro. e li uniamo alla verza. Sì. E quando tempo li facciamo aspettare? Te? E poi un altro quarto d'ora che si fanno le patate, le carote e poi mettiamo i fagioli. Poi ci sta chi è vazioso, che ci piace il frullato, no? Ah sì, Eh, poi fa proprio la frullata di verdura. ah, ok. Un passato di verdura. Un passato di verdura. Invece noi mettiamo di riso dentro. Un po' di riso dentro che ci dà proprio sostanza. Sì. Infatti qua c'è il riso. Eccolo qua. E vabbè, allora aspettiamo che si cuoce. Sì. Vedete, allora i fagioli. Adesso i fagioli sono pronti e mettiamo Ok. pure i fagioli, ma. Ok, mettiamo i nostri fagioli dentro al minestrone, alla verza che abbiamo messo, alle carote, alle zucchine, Zucchine, carote, verzo, un po' di prosciutto che abbiamo messo, fagioli, patate. patate, ecco qua. Ecco qua. Ed ecco la E nostra. adesso mettiamo anche i risi Ora mettiamo anche il riso e lo facciamo cuocere per 20 minuti. dentro all'acqua soda, quindi Sì. molto. E l'acqua se tu vuoi. L'acqua del Mi cuoce per 20 minestrone. minuti. Ok. Così diciamo quanti grammi di riso abbiamo messo? A qualche 250 grammi. 250 grammi ce lo Sì. facciamo tranquillamente. Quindi ora lo lasciamo per 20 minuti. 20 minuti, sì. Mettiamo il sale. Mettiamo il nostro sale. Ecco qua. Formaggio. Sempre il romano? Pecorino. Sempre il pecorino romano. Ecco qua. Ecco Coltello. qua coltello. Un po' di romano così.
Si insaporisce. Sì. Ecco fatto. Quindi noi lo lasciamo una ventina di Sì, minuti e lasciamo poi dopo vedere. mettiamo un po' di pepe. Ok, perfetto. Zia Teresa, Mario. vedo un piatto fumante. Sì, abbiamo fatto. Eccoci qua. Ecco qua. Mettiamo un po' di pepe e poi facciamo vedere. Ecco qua. Allora, questa è la mia versione di Zia Teresa. Come dite voi? Favorito, Cavolo. che avevo consolato. Ecco qua.